I 20 anni del Circolo Sardo. Capitolo 1. Storia di un immigrato sardo. Tutto cominciò come iniziano le cose del cuore, con tanto affetto e sentimento. Vittorio Vargiu, un ragazzino di 13 anni, arrivò in Argentina con la sua famiglia nel lontano 1954. Non potrei posare, amore coro, pensando a te. E qui intraprese una nuova vita, precisamente a Tucumán, nel nord-ovest del paese, a 1200 km da Buenos Aires. Vittorio non dimenticò mai la sua amata Sardegna e continuò sempre a sentire con orgoglio d'essere italiano. L'Argentina gli offrì molte opportunità di realizzazione personale, gli studi, il matrimonio, una famiglia, gli affari, ma lui ha continuato a nutrire ininterrottamente quel grande amore per la sua isola, la Sardegna. Capitolo 2. Nasce un sogno. Fu nel 1987, durante il mese di marzo, che, inaspettatamente, Vittorio ricevette una telefonata da Buenos Aires. Era un immigrato d'origine sarda che gli offriva la possibilità di realizzare un viaggio come ospite della Regione Autonoma Sardegna e partecipare al primo soggiorno organizzato dall'amministrazione regionale sarda per i suoi emigrati. In questo modo, Vittorio seppe del fatto che a Buenos Aires esisteva da oltre 50 anni un'istituzione, Sardi Uniti, con i cui rappresentanti instaurò subito contatti. Capitolo 3. Primo contatto istituzionale con la Sardegna. Contemporaneamente nella sua famiglia si sviluppò l'idea di fondare un'istituzione simile a San Miguel de Tucumán. Fu così che, ad agosto di quello stesso anno, nacque il Circolo Sardo del NOA, con la personalità giuridica corrispondente. A settembre il sogno del viaggio si fece realtà. L'appena eletto presidente Vargiu colse al volo l'opportunità di presentare la neonata istituzione alle autorità sarde. Capitolo 4. Nasce il Circolo Sardo. Nello statuto sociale del Circolo possiamo leggere chi ne sono stati i membri fondatori e chi fu scelto per formarne il consiglio direttivo, con l'obiettivo, passato, presente e futuro, di diffondere la cultura italiana in generale e quella sarda in particolare. Capitolo 5. Tanta gente ha condiviso il nostro cammino e ha lavorato nel nostro circolo. Il tempo è trascorso ed il Circolo ha continuato a scrivere la nostra storia di comunità. In questo momento della vita istituzionale non possiamo non ricordare gli amici che oggi non ci sono più con noi fisicamente, ma che hanno lasciato in eredità a questa istituzione l'impronta della stirpe e l'orgoglio dell'appartenenza al popolo sardo, caratteristico degli uomini e delle donne di questo popolo millenario. Siamo sicuri che Cicì e Cesare Augusto Manca, Cesare Piu, Gianni Pinna, Luigi e Maria Vargiu, Salvatore Mazza, Rosita Alvarez in Manca, tra altri, guarderanno con soddisfazione al 20° anniversario della nostra associazione. A loro dedichiamo il nostro emozionato ricordo ed omaggio. Capitolo 6. Il Circolo e la Società Italiana di Tucumán. Vogliamo ringraziare profondamente la Società Italiana di Tucumán. Questa benemerita e centennale istituzione ci ha aperto le sue porte ospitando la nostra prima sede. Di quei tempi ricordiamo con immutato affetto il piccolo salotto condiviso con la neonata Associazione Siciliana, presieduta in quel momento dall'indimenticato Nino Nicotra.
Danzano i cieli d'argento di luna, versano lacrime in 100 deserti, muovono il sangue. Capitolo 7. La gente e il circolo. Fin dall'inizio il circolo si è caratterizzato per l'intensa vita culturale e sociale e per l'estesa, costante e sentita partecipazione di famiglie, anziani, giovani e bambini alle riunioni aperte del consiglio direttivo, alle riunioni sociali e ai numerosi eventi culturali svolti. Capitolo 8. Viaggiare in Sardegna, un sogno diventato realtà. Tra la fine degli anni 80 e gli inizi degli anni 90, l'amministrazione della Regione Autonoma Sardegna ha offerto ai sardi emigrati la possibilità di tornare a visitare la propria terra d'origine e ai loro discendenti l'opportunità di recarsi a conoscere l'isola dei propri antenati. Papande, pane che stanza, terra cullande, terra che fango, torra sul pove, senza di me. Capitolo 9. La nostra sede. Man mano che cresceva l'istituzione, cresceva anche il suo bisogno di avere una propria sede. Il primo acquisto consistette in una preziosa proprietà nella località di Villanueva Italia, dove si sarebbe dovuto realizzare un progetto ambizioso che purtroppo non si concretizzò, ma che con la sua vendita rese possibile acquistare un'antica residenza che con il tempo, più precisamente nel 1999, è diventata una tra le migliori sedi proprie dei circoli sardi del mondo e che orgogliosamente condividiamo con la comunità. Deo suprugere, Deo sagera, comprendente sagerea, momento sole e luna, udorioco scandofi po' in piscinia. Sor malos pensamentos, esar brigas quinsadur que mamma mia. Sor cero sus probellos, duas cantones, una tenera poesia. Ora il circolo annovera anche una proprietà nella località di El Cadijal, in cui si realizzeranno attività sportive. La sfida continua. Io sono su chi, io saleno in tundu a tie, io sa mendula, sa granzola chi si scalla, chi sa tie. Capitolo 10. La nostra produzione multimediale. Per diffondere la cultura italiana in generale e quella sarda in particolare e mantenere costantemente i formati, i più umani, sulla nostra attività, creando nello stesso tempo uno spazio per la diffusione dell'attività della comunità italiana locale, è nato il nostro umile network multimediale, Oggi Italia. Mammento cote strada, sa sparagula, sorriso, s'armonia. Pintando queros, de esperas e promesas que quería. Momento sin momento, un espramo esa vida erfugia. Convinto che innocente, vivi solo brulla o io fantasia. Deus saframa chi, Deus suvoco chi, brosia saccarena mea. Deus savozza chi, che nella cana versi chi dessa marea e tanto mi lamento udorioco scando fipo in piscinia ma pizze mi l'intendo non batora e fini a saggalania. Capitolo 11. I nostri successi. Sarebbe molto lungo elencare tutte le attività sviluppate durante questi 20 anni. Non è stato tutto facile. Abbiamo raggiunto successi, ma anche commesso errori. Restano sempre tante cose da fare.